Buongiorno da Taglio di Po, nell'ambito della settimana della sostenibilità del Delta del Po, a cura della Fondazione Cavendramin e Osservatorio Locale per il Paesaggio del Delta del Po, importante convegno denominato Da Valle a Monti, nuovi scenari per il Delta del Po, a cura di autorità del bacino distrettuale Fiume Po, ANBI e Consorzio di Bonifica Delta del Po. Ascoltiamo l'intervento del senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura e Pesca al Senato. Io vi porto qualche cosa di attualità, giusto per non essere banale. Intanto mi ispiro anch'io al bellunese che è scritto sul ceppo, quindi che si parla solo di cose che si sanno, sono meglio star zitti, ma d'altronde la saggezza bellunese, anche 500 anni dopo, credo che possa servire, ma che non è tanto diversa da quella rodigina, insomma, gente che lavora prima di pensare altro. Ma i temi sono tanti. Credo che mai come adesso finalmente si sia percepita l'esigenza di fare strategia, perché anche tutte le questioni che stiamo vedendo, e il paradosso è quella che mentre oggi noi stiamo, e io sto in commissione, affrontando il tema siccità, insieme alla Commissione Ambiente, a pochi chilometri da qua c'è un problema totalmente contrario, che è quello dell'alluvione. Allora qualcuno potrebbe dire: siete sconnessi con la realtà, cosa che la politica fa spesso, non è che sarebbe una novità, ma in realtà sono, e lo abbiamo sentito prima, due fenomeni che non sono, l'estremizzazione non sono fenomeni che non sono collegati, lo sono e come? Che poi ci sia un cambiamento climatico, io sono convinto che esista un cambiamento climatico, sono convinto però che non sia l'unico cambiamento, come diceva prima il dottore. Il cambiamento esiste, è in noi, è nella nostra maniera di vivere, è nella nostra maniera di fare agricoltura e anche nel clima. Dopo vi do una notizia che certamente tanti di voi sapranno: questo pianeta non è in pericolo, perché questo pianeta si è scaldato, raffreddato, riscaldato, surriscaldato. Semmai è in pericolo la permanenza, così come è la nostra permanenza attuale, dell'uomo sul pianeta. Dopodiché, a ragione del vero, bisogna dire che l'uomo è diviso, sparso su tutto il pianeta, a dimostrazione di uno spirito di adattamento non comune in un'altra specie, né animale né vegetale, e quindi il suo spirito di adattamento e la sua intelligenza, che certe volte in qualche caso è oggettivamente un po' sopravvalutata, ma che nella maggior parte dei casi nell'umanità intera ci ha consentito di aumentare gli anni di vita, migliorare le nostre condizioni anche fisiche e di salute, e quindi noi che abbiamo fede nella scienza e nella ricerca crediamo che anche in momenti di difficoltà come questo sia proprio la ricerca e la scienza la risposta da dare e non la decrescita felice. Perché quando io sento parlare di decrescita felice vorrei andare a chiedere a uno che oggi ha se domani è disposto ad avere meno, perché credo che la sostenibilità ambientale sia importante, ma quella sociale e quella economica anche non siano sostenibilità di secondo piano. Per cui oggi che finalmente abbiamo capito che anche sull'agricoltura va fatta strategia, così come sull'energia, perché adesso noi dobbiamo andarcene dalla dipendenza. Io sono stato a Stoccolma a parlare con tutti i presidenti delle commissioni agricoltura e industria, non solo dell'Unione Europea ma d'Europa, c'erano gli ucraini, c'erano i bosniaci, c'erano anche quelli che non fanno parte, e tutti l'obiettivo era slegarsi dalla dipendenza dai fossili della Russia. Benissimo, attenzione però, perché se vuol dire andare a fare di nuovo, a legarsi alla dipendenza dei pannelli solari e del silicio della Cina, non è che abbiamo guadagnato tantissimo, perché allora noi possiamo anche dire che noi, soprattutto bellunesi, con l'idroelettrico, che è una fonte rinnovabile, diciamo che un po' di energia ne abbiamo prodotta, anche se ogni qualvolta volevamo costruire una centralina c'era qualcuno che ci diceva che no, che forse si prelevava troppa acqua, che forse l'acqua è utilizzata male. Allora dobbiamo metterci d'accordo se dobbiamo continuare a produrla l'energia o se dobbiamo smettere di produrla, perché se dobbiamo smettere di produrla qua dentro dobbiamo partire tutti con la mentalità che da domani se ne usiamo X, da dopodomani dobbiamo usarne la metà, e non credo che qua dentro ci sia qualcuno disposto a farlo. Non credo neanche se lo vedo, perché tutti vogliamo migliorare le nostre condizioni di vita. Ma per lasciare la filosofia ai filosofi e tornare a questioni più pratiche, stiamo parlando, dibattendo del decreto siccità. Voi avete visto che c'è finalmente una cabina di regia
che è una cabina regia che si occupa della siccità, ma della gestione dell'acqua nel suo complesso. C'è un commissario che, grazie a Dio e a qualche uomo, è anche veneto e quindi ci aiuta in questo momento. Siamo abbastanza confidenti che insomma un occhio di riguardo, se non altro affettivo, per questa regione, cosa che ha dimostrato anche quando ho lavorato in questa regione. Da me ha fatto il commissario Vaia, io lo ringrazio oggettivamente per il lavoro che ha fatto, e quindi credo che sia una persona, oltre che competente, anche molto legata a questo territorio, il che ci fa ben sperare che insomma, le cose si possano fare bene. Ci sono 100 milioni in questa cabina, in questo decreto che stiamo trattando adesso in commissione. Martedì voteremo gli emendamenti, mercoledì, presumibilmente giovedì, andrà in aula oppure slitterà la prossima settimana, ma l'importante è chiuderlo in questa settimana nelle due commissioni. Solo 100 milioni non bastano. Le risorse ed il piano idrico nazionale sarà un collegato alla finanziaria di quest'anno, cioè a dicembre prossimo ci sarà un piano con le risorse che probabilmente non saranno quelle del PNR. Sentivo oggi dei ministri che parlavano di questo, a parte che il PNR ha finanziato dei progetti anche dei consorzi di bacino di cui abbiamo ampiamente discusso, però ci sarà finalmente un piano idrogeologico. Attenzione che gli interventi sulla laminazione che abbiamo fatto in Veneto hanno salvato le nostre città, e gli interventi di laminazione che non sono stati fatti in Emilia Romagna hanno mandato sotto le terre in Emilia Romagna. Cioè bisogna che ci mettiamo bene in mente che il piano di laminazioni, e lo dico da uno che ha il lago sul suo territorio, che conosce bene il problema acqua, che forse fino a quest'anno era l'unico che segnalava che c'era scarsità d'acqua, perché io mi accorgevo che mancava l'acqua, perché a metà agosto da me l'acqua non c'era più, perché giustamente andava e veniva utilizzata per quella che è la più nobile degli usi dell'acqua, che è l'agricoltura, ma io ero senza però. Per andare a dire a un mio cittadino guarda che lo stiamo usando per un fine nobile, che è quello di costruire, quando tu ce l'hai vuota, quando devi fare turismo diventa un po' difficile. Lo si può dire qua in una terra d'agricoltura, è un po' più difficile venire a dirlo a casa mia, dove la gente ha prenotato gli alberghi con i laghi pieni e si ritrova il lago vuoto. Ma io lo dicevo già allora che bisognava trovare equilibrio, e l'equilibrio manca perché nel computo generale dei prelievi dell'acqua è ancora calcolato la diga del Vajont, che voi sapete che dal 1963 non esiste, per cui il bilancio era già drogato da quella cifra. Quindi noi lo dicevamo già, adesso ci fa piacere, non ci fa piacere che ci sia siamo in queste condizioni, ma ci fa piacere che finalmente sia nata una consapevolezza che bisogna fare di più. 1000 laghetti, piano laghi, tutte queste questioni vanno fatte, ma vanno fatte con il rispetto dell'ambiente, senza consumare suolo, senza fare opere impattanti, ma sapendo che la sindrome non nel giardino di casa mia va superata, perché io il lago ce l'ho ed è giusto che ce lo abbiano anche quelli che più vicino a dove bisogna poi irrigare devono sapere che devono averli. Cioè non è che si può sempre contare sulle risorse a monte, bisogna gestire anche la risorsa con quella splendida vascolarità che prima ci spiegavano e che rappresenta la garanzia e la sicurezza di trattenere l'acqua. Se in tutta Europa tratteniamo l'acqua per il 25%, in Italia la tratteniamo per l'11% e in Veneto non arriviamo neanche al 4%, dobbiamo fare due riflessioni. La prima è che è vero che ci possono dire questo, è altrettanto vero che abbiamo sempre avuto il problema noi di pomparla via l'acqua e di fare in modo che scivolasse verso il mare, non il problema contrario, ma adesso avremo il problema anche contrario. Quindi dobbiamo costruire un sistema che mette in sicurezza le città, anche dove si è costruito troppo e male, perché è inutile che ci nascondiamo. Ci sono posti dove oggi non si costruirebbe più, oggi con il PAI non si costruirebbe su certe aree dove si è costruito. Una volta si costruiva, ma a chi ha costruito allora, a cui il comune o la provincia hanno dato l'ok, non si può dire guarda che casa tua adesso, no, io ho costruito perché tu mi hai dato l'ok, comune. Io faccio il sindaco, se io autorizzo uno a costruire lì, poi non è che posso andare a dirgli devi buttare giù casa tua, però posso dotarmi di quegli strumenti urbanistici che mi consentono di non ripetere l'errore e di leggere, perché non c'è solo il cambiamento climatico ma c'è anche il cambiamento sociale, c'è anche una regione che ormai si è antropizzata e che ha poi problemi sulla gestione dei grandi carnivori, perché i grandi carnivori
ci sono, ma se devono convivere con l'uomo diventano un pericolo e un problema. La stessa cosa la gestione dell'acqua. Quindi io credo che la novità rispetto a prima sia proprio la volontà di risolvere i problemi, ma concreta, perché se noi ne parliamo solo e poi non mettiamo a terra strutture e risorse diventa leggermente difficile. Quindi io quello che posso dire è che percepisco la volontà di fare questo lavoro. Dopo le risorse sono un problema. Le risorse non sono un problema per chi ce le ha. Per chi non ce le ha, le risorse cominciano a diventare un problema. Però se abbiamo fissato le priorità, e cioè che questa è una priorità perché abbiamo rimesso l'agricoltura al centro del villaggio, perché è di tornata importante, vuol dire che se costruiamo tutto per continuare a produrre e non per far fare agli agricoltori solo i giardinieri, vuol dire che dobbiamo mettere gli agricoltori nelle condizioni di poter produrre. Perché se io non autorizzo le TEA, vi do una notizia anche su questa pratica, io ho presentato un emendamento anche al decreto siccità per fare la sperimentazione in campo delle TEA, perché ho presentato il disegno di legge, sicuramente verrà licenziato, però se ce la facciamo a farlo prima anche solo con un emendamento io sono contento. Mi sono confrontato un po', altrimenti il Ministero dell'Agricoltura favorevole, il Ministero dei Trasporti, che è quello che gestisce la cabina di regia, non frega nulla delle TEA, giustamente perché non è materia sua. Il Ministero dell'Ambiente, con il quale ho discusso ieri perché eravamo seduti vicino, ha qualche perplessità, ma quelle perplessità supererà. Se non riusciremo a farlo qua lo faremo sicuramente in un prossimo provvedimento, però quella sono una strada nuova, cioè quella sono ricerca di innovazione anche a servizio e soprattutto del minor consumo di acqua sulle piante. Dovremmo spiegare a tutti che non sono OGM, che non c'entrano nulla con gli OGM, dovremmo far capire finalmente che non sono due corpi estranei, ma sono due corpi sessualmente compatibili e quindi non sono OGM. Facciamo un po' fatica perché è più facile far passare un messaggio semplicistico, sono OGM per cui non li vogliamo. In realtà quando spieghiamo cosa sono, la gente si rende conto che questi ci consentirebbero di usare meno concimi, meno fertilizzanti, meno fitofarmaci, posto che, e faccio un passaggio sui fitofarmaci, io quando sto male una medicina devo prendere, non è che mi vado da un guru che mi balla intorno e mi passa la febbre, io prendo una medicina. La stessa cosa fa le piante. Noi nel momento in cui avremo un sistema come per l'uomo omeopatico che ci consentirà di prendere qualcosa senza chimica, evviva, lo prenderemo, ma nel momento in cui siamo costretti a prenderla perché se altrimenti sarebbe peggio non prenderla, la prendiamo e punto. Quindi leviamoci questa demagogia dell'agricoltura inquinatrice, perché non è così, perché noi abbiamo diminuito l'uso di fitofarmaci mentre le altre nazioni in questi anni li aumentavano. Vorrei che quelli che sono contro i fitofarmaci giustamente andassero a spiegarlo a tedeschi e francesi che prima di rompere le balle a noi si adeguano loro al nostro livello, perché sennò finisce che facciamo un po' fatica a pensare di essere sempre cornuti e mazziati. Però anche questo è un tema di comunicazione dell'agricoltura, perché fino ad oggi si è comunicata poco e male, e non per colpa delle associazioni di categoria che hanno subito questa vulgata. È la stessa vulgata che diceva che i consiglieri comunali costavano, stessa vulgata, che poi ci siamo resi conto che quando non c'è più nessuno che va a fare il sindaco, il consigliere comunale e quant'altro, ci siamo resi conto che forse era meglio che ci fosse qualcuno e che gli pagassimo anche i gettoni di presenza piuttosto che non ci fosse nessuno. Ma il tempo è sempre galantuomo. L'importante è che negli anni gli agricoltori non siano costretti a chiudere le aziende, a morire e a sparire, intanto che la politica si accorge di quante cazzate ha detto fino a 10 minuti prima, perché si tratta di questo, di capire. Ma l'autoconsapevolezza ogni tanto di dire tante bagianate credo che aiuti soprattutto noi prima che gli altri a prendere coscienza, sindaco, delle cose, no? Così, insomma. Detto questo, Cuneo Salino, importante, per amor di Dio, noi dobbiamo cercare, e anche lì, non solo sulla del Po, ma anche a Chioggia, quelle opere straordinarie e fondamentali, noi quelle risposte dobbiamo dare. Come dobbiamo dare sui desalinizzatori per trovare il giusto equilibrio e anche il giusto rapporto dopo tra la salamoia e il suo rilascio. È evidente che non potranno essere fatti uno ogni 100 metri, perché tutto, non solo i costi, ma tra l'altro noi andiamo in Israele, io vado in Israele 2, 3, 4 e 5 per un confronto proprio sul tema dei desalinizzatori con chi al deserto e desalazioni lì. È chiaro che loro hanno anche la possibilità di prendere tutte
la salamoia che è chimica, buttarla nel deserto, che tanto là non dà fastidio a nessuno. Noi dobbiamo stare attenti a sapere che con le giuste misure dobbiamo poi metterla in un ecosistema che è quello marino, da dove traiamo altrettanta ricchezza sotto il profilo di pesca e in Veneto soprattutto di acquacoltura. Quindi anche lì dobbiamo essere bravi a non fare i talebani da una parte sola e dall'altra. Poi c'è il problema dei grandi dragaggi dei nostri fiumi, delle pulizie dei fossi, che sono temi che sono oggi strategici e fondamentali per questi territori. Ma non solo, io ho la pulizia del lago, la pulizia dei fiumi, c'è una norma finalmente fatta dal Ministero dell'Agricoltura che dice che l'agricoltore può entrare nel fiume oggi e ritirare senza nessun permesso, ritirare tutto il legname senza incorrere in nessuna cosa. Lo stesso tema dovremmo semplificarlo anche lì, gliel'ho detto a Lollobrigida non più tardi di ieri, non solo legname ma anche tutti i detriti e anche tutta la pulizia dei laghi e quant'altro, perché è vero che nelle grandi dighe 2029 scadono le concessioni, penso alla mia e a Enel, e deve ritornare il bacino alla stessa capacità con il quale l'ha ricevuto, 65 milioni di metri cubi, oggi è stimato attorno ai 40 milioni di metri cubi. Vorrebbe dire che per pulirlo tutto dovrebbero transitare sui nostri territori 25 milioni di metri cubi di una parte di fanghi inquinanti e una parte di ghiaia. Quindi sono temi che vanno affrontati con un po' di praticità, pragmatismo, non solamente con filosofia e ideologia, altrimenti non ne andiamo fuori. Però ripeto, quello che io mi sento di dirvi, che non vi rassicurerà, perché voi giustamente come me volete vedere i fatti, è che finalmente di questi temi ci se ne occupa con una visione finalmente non solo strategica, ma anche una visione pragmatica e di chi il problema veramente vuole risolverlo e non vuole criminalizzare invece l'agricoltura e chi fa agricoltura come chi fa pesca del resto, ma vuole rimettere veramente al centro queste questioni. Io spero di poter tornare quanto prima possibile a raccontarvi anche cosa abbiamo messo in questo decreto definitivamente e cosa potremo mettere alla fine dell'anno, perché lì veramente si destineranno le risorse per poi fare quei tanti impianti, compreso questo dove abbiamo visto la progettazione, ma anche quello che si aspetta ormai da tanto a Chioggia e che credo che possano, se non riusciamo a farlo vedere la luce in questo periodo, sarà un po' difficile poi riuscire a prendere un altro momento nel quale ci sia così una grande consapevolezza e una grande voglia di risolvere problemi. Io sono sempre a disposizione e mi auguro di poter venire a raccontare anche qualcosa di ancora più concreto di quello che abbiamo fatto fino adesso. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie.